Supermercati presi d'assalto nel sabato prepasquale, carrelli colmi per una spesa media di circa 60 euro secondo Coldiretti. Insomma, nonostante la crisi, non si rinuncia a un momento di festa da trascorrere con i propri cari. La maggior parte lo fa all'insegna della tradizione. I dati sempre di Coldiretti danno l'agnello in tavola per una famiglia italiana su 2, una statistica che i padovani sembrano rispettare. Agnello o no? Sì, anche agnello. Sì. È mia suocera che lo prepara, noi non lo prepariamo. Che cosa mangerete? Allora, le lasagne del nonno Franco con ragù di capriolo, sempre del nonno Franco, quindi mangiamo il coniglio arrotolato della nonna, quindi sempre robe di casa, e dopo verdure miste. Questa è la nostra Pasqua. L'agnello no, dai, io sono anche un cacciatore, però l'agnello lasciamo stare, poverino. L'agnello, ma non l'ho preso, l'abbiamo già preso. L'agnello no, perché lasciamo che pascoli con la sua mamma. La colomba sicuramente sì. Capretto e agnello. E la colomba? La colomba pure. E proprio alla colomba, dolce tipico pasquale, i padovani non rinunciano. La colomba ci sarà? Ci sarà di pasticceria però. La colomba però non mancherà. Quella è d'obbligo. Ora non resta che dedicarsi ai preparativi, ma per l'85% degli italiani che trascorrerà la Pasqua a casa c'è sempre un 15% che ha deciso di non badare a spese e di godersi la giornata lontano dai fornelli. Domani si mangia fuori, sì, tranquilli, diciamo almeno il giorno di Pasqua, ecco.